Giovedì 15 dicembre alla Tana del Lupo di Faenza la Lega Nord si ritrova per una cena natalizia organizzata dalla sezione molto attiva di Faenza. Questa sera a Faenza il sindaco è Gabriele Padovani, no? C'è scritto così nel bigliettino davanti al posto. Sì, diciamo i miei amici, compagni di partito hanno voluto omaggiarmi di questa gratificazione. Nonostante non lo sia, per loro mi chiamano sempre sindaco e questo non nego che mi faccia piacere. 100 persone al ristorante La Tana del Lupo vuol dire che c'è chi crede nel progetto della Lega Nord. Assolutamente sì, aggiungo, oggi mi han chiesto ma come mai così tanti, cioè, siete bravi? Io ho risposto c'è chi cresce e c'è chi cala. L'anno scorso eravamo 84, quest'anno siamo quasi 100, mancano un paio di persone causa febbre, altrimenti saremmo stati 101. Io penso che sia un ottimo risultato e crescere fa sempre bene. Da Faenza a Roma la parola che più spesso si sente è dimissioni, a casa. Beh, diciamo una cosa, il 4 dicembre è stato da spartiacque, il popolo ha sentenziato che questo Parlamento non va bene. È lo stesso Parlamento che ha votato a colpi di maggioranza questa riforma costituzionale, bocciata per il 60% degli italiani con un'affluenza grandissima, quindi il popolo vuole che questo Parlamento si dimetta per poter riscegliere i propri rappresentanti. Un messaggio per la giunta faentina, visto che siete sempre attivi in Consiglio Comunale? Ma il messaggio, noi facciamo la nostra... Natalizio. Ah, il messaggio natalizio. Beh no, io guardi, poco fa ero in commissione e ho visto il sindaco, gli ho augurato un buon Natale, nonostante ci vediamo il 19 e 20 di dicembre che abbiamo 2 consigli comunali abbastanza pesanti, ci sono 21 argomenti, 21 delibere, però si tratta sempre, l'avversario va trattato da avversario, non da nemico, noi non abbiamo nemici, abbiamo avversari, alcuni non la pensano come noi e vanno rispettati. Naturalmente chiediamo anche noi rispetto perché non siamo gli ultimi arrivati. Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega Nord, oggi a Faenza una bella serata con tanti militanti. Sì, è una bellissima serata, una serata conviviale di auguri. Dobbiamo prendere forza e energie, riposarci adesso in questo periodo di festività natalizie per poi riprendere una campagna elettorale estrema invece da gennaio per far cadere questo benedetto governo Renzi. Come vanno i lavori in regione? I lavori in regione stanno andando bene, abbiamo avuto molte soddisfazioni soprattutto negli ultimi 2 tornate di assemblea, in particolar modo abbiamo vinto la battaglia delle fusioni, come ben sapete, quella di Saludeccio, Monte di Golfo e Mondaino sul Riminese non è andata in porto, la Regione su questo ha dato ascolto finalmente ai cittadini, lo ha fatto nelle fusioni e non l'ha fatto nel referendum costituzionale del 4 dicembre, questa è la cosa strana, sostenendo che la volontà popolare deve essere rispettata quando in realtà il 4 dicembre la volontà popolare non è stata assolutamente rispettata. Immagino che sia questo quello che vi chiedono gli iscritti, i militanti, gli amici che questa sera sono qui a cena con voi. Sì, è quello che ci chiedono, cioè dobbiamo sostanzialmente dare peso a quello che è il voto popolare e andare assolutamente a votare. Questa è la cosa che deve essere fatta, è quello che ci chiedono i militanti, è quello che noi ci battiamo in tutti i gradi e i livelli delle istituzioni. C'è il rischio che non accontentando il popolo poi cresca il malumore a favore dei 5 Stelle? Sì, c'è questo rischio, è un rischio che lo vedo abbastanza relativo, nel senso che noi come centrodestra, come Lega Nord, siamo convinti di andare a votare e che il voto ci dia ragione, perché le politiche che stiamo facendo sui territori e a livello nazionale sono le politiche giuste, le politiche corrette e sono quelle che la gente ci chiede. Andrea Liverani, altro consigliere regionale ma di Faenza ed è quello che ha organizzato questa serata straordinaria, perché qui c'è veramente non solo Faenza, c'è anche un po' di Romagna. Sì, no, sono contentissimo, è da un mese che ci siamo dietro come sezione di Faenza, quindi è venuta una bellissima cena. Sono circa 100 persone e portare 100 persone a una cena
prenatalizia, dove tutti hanno degli impegni, è un gran risultato, anche perché su 100 persone facciamo il conto che una settantina sono di Faenza, e quindi questo è l'entusiasmo che come Lega abbiamo portato a Faenza, e il risultato che abbiamo, la quasi vittoria dell'anno scorso è ancora vivo, e noi siamo qui perché con un obiettivo molto importante, che è vincere nel 2020 le comunali a Faenza. Il cuore della Romagna, se non è interamente a Faenza, è diciamo nel tratto Faenza-Forlì. Esatto, quindi siamo qui, insomma è venuta benissimo questa cena, adesso tra poco iniziamo, e sono contento, è venuto il nostro segretario nazionale Jacopo Morrone, consigliere regionale di Forlì Pompignoli, il nostro capogruppo Padovani Gabriele e i nostri 3 consiglieri Franco Tavazzani, Fantinelli, Jacopo Berti, quindi siamo tutti ben rappresentati qui a Faenza e siamo veramente contenti di questa bellissima cena. Il segretario provinciale della Lega Nord Romagna è Samantha Gardin, è una bella soddisfazione radunare a Faenza tanta gente. Sì, è l'ottimo lavoro che stiamo facendo sul territorio e paga con queste cene, si vede la vicinanza al territorio, si vede che le persone hanno compreso quali sono i nostri obiettivi localmente e si sono avvicinate al movimento. Questa sera è come aver fatto una cena tra amici, perché lavoriamo tutti con un unico obiettivo. Amici, ma anche persone che credono nel progetto, immagino. Assolutamente. È un progetto che parte dai territori, forse è quello che manca, non dico agli altri partiti, ma è quello che raduna diciamo tanta gente insieme. Sì, siamo quelli che trovate tutti i sabati mattina al mercato, quelli per cui quando una persona ha bisogno molte volte fa il giro dalla maggioranza che in quel momento governa il territorio e poi si gira verso la Lega, perché siamo gli unici che ascoltiamo le persone e cerchiamo di portare avanti le loro richieste nelle amministrazioni. Ma le correnti ci sono all'interno della Lega Nord o no? No, siamo leghisti. E concludiamo questa serie di interviste con il segretario nazionale della Lega Nord Romagna Jacopo Morrone. In una bella serata del genere però si parla anche di tutti a casa subito, elezioni subito, perché è un po' la voce che arriva dal segretario nazionale Salvini. Sì, il nostro segretario federale, all'ultimo Consiglio federale abbiamo dato l'input voto subito, proprio in questo fine settimana andremo a raccogliere in tutte le piazze della Romagna, ai banchetti, una raccolta firme che avrà un valore più che altro morale, quindi raccoglieremo firme per chiedere il voto subito. Evidentemente il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio attuale Gentiloni, che dalle prime dichiarazioni ha dichiarato appunto che starà al governo fino a quando avrà la fiducia, non ha capito il messaggio che il 60% degli italiani hanno lanciato, cioè che vogliono votare il loro Presidente del Consiglio, vogliamo votare quello che sarà il nuovo governo e vogliamo che si prenda subito iniziativa su alcune leggi, alcune modifiche di alcune legislazioni, in particolare l'immigrazione, in particolare il lavoro. Ci vuole anche una spinta dal punto di vista economico per rilanciare l'Italia e gli italiani. I posti di lavoro stanno diminuendo, i nostri ragazzi sono costretti ad andare all'estero e il nostro governo e le nostre prefetture sono impegnate ad accogliere i migranti clandestini. Bisogna fare un cambio di rotta, non è certamente un governo ancora nominato che farà questo cambio di rotta, quindi andiamo a voto subito e diamo un cambio di rotta a quest'Italia prima che sia troppo tardi. Ma in un'elezione ad aprile, maggio, giugno, che sono le ipotesi molto restrittive ma potrebbero essere, non c'è il rischio di una patta, nessuno che è in grado di governare, a prescindere dalla legge elettorale. Salvini ha detto qualsiasi legge a noi va bene. Beh, doveva essere una patta anche il risultato del referendum, penso che gli italiani siano espressi 60-40 e quindi abbiano indicato bene da chi vogliono essere governati, e in questo caso hanno bocciato il governo Renzi, hanno bocciato Matteo Renzi, hanno bocciato la Boschi, hanno bocciato il 99% dei ministri che in questo momento qua sono il governo italiano. Penso che siano in grado gli italiani, i cittadini di gestire, comunque di decidere chi sarà loro governarli. Noi come Lega daremo la nostra offerta anche come centrodestra. Penso che il nostro segretario federale Matteo Salvini riscuote in questo momento un gran successo, anche perché parla di cose concrete, parla con il linguaggio della gente, quindi penso che noi siamo pronti anche domani mattina ad andare alle elezioni, non abbiamo paura né del Partito Democratico né di altri movimenti civici che però quando si va in concreto si perdono, quindi la gente vuole certamente stabilità e non vuole buttare via il proprio voto, quindi alla fine vedremo che saremo premiati come centrodestra e come Lega Nord in particolare. L'ultima cosa, la Lega Nord sta crescendo anche in Romagna, le prospettive? Beh, la Lega Nord sta crescendo sia territorialmente, perché dall'ultimo Consiglio federale la Romagna, in particolare Lega Nord Romagna, acquisisce anche il territorio di Imola, quindi un territorio
che l'Imola e tutto l'Imolesi comprensorio con i comuni limitrofi, che è romagnolo, si sente Romagna, e quindi dall'ultimo Consiglio federale su mia richiesta esplicita è intervenuto in Romagna, quindi 100.000 abitanti in più, e in particolare la Lega Nord Romagna è il traino del centrodestra, il traino dell'opposizione in tanti comuni, ma anche il traino della maggioranza in tanti altri comuni. Credo che le prossime amministrative, pur il 2017 un anno fra virgolette scarso dove sono pochi amministrativi in Romagna, potremo far vedere quello che valiamo, quello che contiamo. Come le cene come stasera, gli incontri delle piazze ci fanno capire che comunque stiamo crescendo e tanti elettori di centrodestra ma anche di sinistra delusi si stanno avvicinando a noi. Penso che potremo essere da forza di opposizione a diventare a breve forza di maggioranza in tanti comuni, e non perché anche in Romagna potremo farcela da qui a breve.